Miss Miluna Veneto 2016 è la concorrente numero 4 Silvia Lavarini di Sant'Anna d'Alfaedo in provincia di Verona. È lei, la numero 4. La 19enne veronese di Sant'Anna d'Alfaedo, Silvia Lavarini, ha conquistato le prefinali nazionali di Miss Miluna Veneto nella magica serata vissuta agli impianti delle piscine del Columbus Thermal Pool di Abano Terme. La studentessa che sogna di fare la conduttrice televisiva, impegnata con gli esami di maturità, ha avuto la meglio tra le 34 contendenti che hanno sfilato in passerella alla selezione veneta di Miss Italia. Silvia, una sorpresa, te l'aspettavi? Come ti abbiamo vista? Secondo me sei stata molto sorpresa oggi, vero? Sì, credo che l'abbiate visto anche voi. Infatti siamo arrivati alla fine, che hanno chiamato la sesta, la quinta, la quarta, la terza, la seconda, mancava la prima. Ho detto, ma sì, ma è andata, dai, torno a casa e dormo che sono stanca. Avevo perfino le zanzare che mi punzecchiavano le gambe, non ne potevo più. Poi quando mi hanno chiamato ho detto, ma chi è la 4? Oddio, sono io! È stato proprio bellissimo, bellissimo. E adesso come vivrai questi momenti in attesa del 10 settembre quando ci sarà poi la finale? In bocca al lupo, manca qualche giorno. Sì, crepi, però sono ancora più contenta e la farò con ancora più sicurezza. E aspettando il 10 settembre cercherò di prepararmi psicologicamente, fisicamente e divertirmi soprattutto, perché la sto vivendo molto col divertimento. È un gioco. Esatto, un gioco e credo che vada preso per come deve esserlo. Come lo scorso anno, la finale veneta è stata magistralmente organizzata dal Columbus Thermal Pool di Abano Terme, che ha messo a disposizione degli organizzatori la location, che ben si presta a manifestazioni del genere. L'applaudita serata, condotta da Michele Cupitò, è stata coordinata dall'agenzia Modashow.it di Paola Rizzotti, esclusivista di Miss Italia. Oltre a Silvia Lavarini sul podio sono salite anche la 19enne vicentina Carlotta Andighieri, piazzatasi al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, mentre la trevigiana Giulia Pivato si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna, terzo posto. Guido Taglia, direttore Columbus, anche quest'anno una finale regionale Veneto Miss Miluna di nuovo. Tra l'altro prima finale regionale per il Veneto. Com'è questa esperienza sport, moda, Miss e penso bene visto che abbiamo voluto rifarla? Sì, assolutamente. Io aggiungerei anche il mix dell'acqua e dell'acqua termale in particolare e quindi siamo riusciti a unire la bellezza della persona alla bellezza delle terme. Pensiamo la vincitrice, cosa dici? Eri concorde con tutti i giurati, ne avevamo veramente tanti, quindi non è stato facile fare poi anche le somme, individuare tantissimi concorrenti e tantissimi giurati. Secondo te avresti votato lo stessa oppure no? Ti trovi concorde con la scelta? Ma io mi trovo concorde con la scelta e comunque la giuria era composta soprattutto da sportivi e quindi sicuramente il loro giudizio sarà stato sportivo ed uguale per tutti. Bene, noi diamo un arrivederci l'anno prossimo, che dici? Assolutamente, l'esperienza è stata positiva e quindi vediamo se Miss Italia deciderà di venire anche l'anno prossimo e farci onore. Le selezioni intermedie per l'appuntamento finale di Jesolo in programma il 10 settembre si svolgeranno nell'ordine a Cavarzere, Meolo, Malcontenta, Possagno. Selettivo ed arduo il lavoro della giuria padovana, arricchito anche da alcuni personaggi dello spettacolo e da campioni del nuoto, tra i quali la padovana Aglaia Pezzato, oro ai recenti europei, e il friulano Matteo Furlan, bronzo ai mondiali di nuoto lo scorso anno. Aglaia Pezzato, nuotatrice anche lei, e tu prossima partenza per Rio 2016. Proprio così, infatti tra un mese inizieranno proprio le Olimpiadi e subito il primo giorno sarò impegnata nella 4% stile alle Olimpiadi. Come hai vissuto questa esperienza per te, la prima quest'anno? Mi sono divertita molto, devo dire che non sono avvezza a passerelle e a Miss, però da sportiva penso che anche il nostro canone di bellezza sia comunque un canone basato sulla persona sana, sulla persona atletica, quindi anche un occhio di riguardo per quello che è anche la salute della Miss ce l'abbiamo anche noi atleti e mi sono divertita molto, abbiamo avuto il piacere di passare questa serata assieme. Seconda esperienza, com'è andata? Come la stai vivendo? Sport, moda, Miss? Diciamo seconda esperienza è andata un po' meglio rispetto all'anno scorso, diciamo che abbiamo fatto un po' un'esperienza, quindi da quel punto di vista siamo un po' più avanti. Per il resto diciamo l'abbiamo incastrata un po' come l'anno scorso, alla fine di un periodo abbastanza importante, perché come l'anno scorso sono in partenza per manifestazioni internazionali, quindi diciamo è stata proprio incastrata ad hoc questa serata per me.